Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Economia Pop. Oggi parleremo di Netflix, un'azienda che offre contenuti multimediali online, tra i quali film, documentari e serie TV, che sono il suo fiore all'occhiello. Infatti nel 2019 l'interesse per le serie TV è notevolmente aumentato. Se prima costituivano un prodotto di nicchia destinato ad appassionati, oggi non è più così. Ed è proprio interessante partire da questo concetto. Come mai negli anni precedenti era così di nicchia la serie TV? Me lo sono sempre chiesto e proviamo a dare una risposta in questo video. All'epoca, parliamo degli anni 80, 90 e i primi 2000, le serie TV erano diffuse tramite la televisione. Questo, secondo me, rappresentava il principale problema. Personalmente mi piace chiamare la TV una piattaforma carpe diem. Devi essere davanti al televisore a una determinata ora per vedere quello che vuoi vedere. Insomma, per guardare tanti episodi della stessa trasmissione, tu devi essere davanti al televisore ripetutamente alla stessa ora. E se si pensa che una serie TV di solito non ha meno di 13 puntate, voi capite bene che se ve ne perdete una siete disincentivati a guardare le altre. È vero che esistono anche le repliche su altri canali in altri orari, ma di fatto le serie TV sono molto scomode da guardare in televisione. Per ovviare a questo genere di problema si sono create delle piattaforme online. Le persone possono vedere un contenuto online 24 ore su 24, quindi non hanno bisogno di essere davanti allo schermo a una determinata ora. Se hanno degli impegni, possono guardarla più tardi, quella puntata. Ed è proprio da qui, secondo me, che nasce l'imponente rinnovato successo delle serie TV. Ed è proprio qui che veniamo a Netflix, che ha cavalcato quest'onda offrendo una serie di contenuti online. L'azienda si è ritrovata davanti a un contesto tutt'altro che saturo. C'era tantissima domanda di serie TV e pochissima offerta. Infatti le serie TV, rispetto ai film, erano molte di meno negli anni scorsi. Ed è inutile dire che tanta domanda e poca offerta sia la ricetta vincente per un'azienda che fattura tanto. Attenzione però che Netflix non è nata ieri, c'è dal 1997. C'è da notare che il business principale di Netflix fino al 2008 era di noleggio dei CD. Vi ricordate il video sul ciclo di vita dei prodotti? Lo trovate qui in alto a destra se non lo ricordate. Se prendiamo come riferimento i DVD, nel 97 erano letteralmente all'apice del loro successo. Successo che tuttavia recentemente sta man mano calando. Nel 2014 i ricavi complessivi dalla vendita dei DVD erano di 25 miliardi di dollari. Nel 2018 invece sono calati a 13,1 miliardi. Parliamo quindi di un dimezzamento dei ricavi. Visti gli altissimi numeri dell'epoca, Netflix non aveva fatto un brutto affare a iniziare a noleggiare DVD. Non solo, si poneva anche come un'azienda all'avanguardia perché i DVD potevi prenotarli anche online. È letteralmente un'innovazione che ha preceduto la vendita online degli oggetti. Si pensi solo che Alibaba, il colosso cinese, ha iniziato a vendere solo 5 anni dopo i propri prodotti, quindi nel 2003. Dopo questa fase iniziale, nel 2008, Netflix decide di creare la sua piattaforma online di streaming. E da lì a pochi anni, come sappiamo, la sua crescita è stata esponenziale. Il numero di abbonati a Netflix nel 2018 è di 125 milioni di persone. Solo in Italia siamo più di 2 milioni. Se questi dati non vi bastassero, il fatturato di Netflix è di 15,79 miliardi di dollari e l'utile è di 1,2 miliardi. Parliamo di cifre assurde. Per farvi capire, se facciamo un confronto con l'Italia, Netflix si colloca al 13° posto delle aziende che guadagnano di più. Questo significa che in Italia solo 12 aziende fatturano di più di Netflix. La maggior parte di queste sono compagnie assicurative e banche, e chiediamoci perché. Questo solo per restituirvi una dimensione di cosa rappresenti oggi Netflix. Sicuramente un'azienda che era al posto giusto nel momento giusto. Bene, anche per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, nel caso mettete un like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con video molto belli, quindi andate a vederli.